un an de proverbi e dei modi di dire, proverbi, motti, modi di dire, de Milan e della Brianza. L'area del milanese, diciamo Milano città e dintorni, alto milanese, e Brianza appunto perché diciamo che il dialetto è comune, come ben sappiamo, e i modi di dire si ripetono, anche se poi ci sono delle varianti locali. Abbiamo già fatto degli esempi di proverbi che poi magari hanno appunto delle varianti, degli esempi molto localizzati. In que le 5 di aprile, in que le lunedì dell'Angel, l'anno passato, il 5 di aprile, era la domenica di Ulif, domenica delle Palme. L'ho già ricordato più volte. Cominciamo con il proverbio delle uova, o meno delle olive e delle uova, il famoso e su Ulif l'acqua sui ciap. Ieri, intera ultra camò per parlare di œuf in ciappa, perché le uova sode, gli œuf in durì, detti anche appunto œuf in ciappa, sono tipici della Pasqua. Tradizionalmente fanno parte del menù pasquale. Odi saranno su che l'anche amo conti œuf, appunto l'uovo, come dicevamo, segno della vita comunque che nasce o che rinasce, della Pasqua, della Resurrezione, comunque della primavera, bella per tutti, anche se in un periodo che si può andare troppo in giro a godersi la primavera, però per qualche podum cercano di godersi insomma sta primavera. E in Suyef l'uovo, essendo appunto un prodotto di uso comunissimo, chiaramente è entrato in tantissimi proverbi, modi di dire. Prima di arrivare ai proverbi di oggi, volevo dire che appunto che ieri con il proverbio di ieri sono arrivato ai 52, quindi mi ero ripromesso, avevo detto volevo fare ogni settimana, avevo ipotizzato il sabato ogni settimana, in realtà non ho mantenuto sempre lo stesso giorno, disegno che ho mantenuto la promessa di fare in media una alla settimana, di fatto mi sta in 52 come i sentivano dell'anno. Adesso che metto un'etera anche la 13ª, la 14ª, ne fanno due anche in che del suramaros, come si suol dire, cioè in sovrappiù. Anche perché volevo appunto mettere ancora un paio di proverbi sulle uova. Per concludere questo anno, questa prima serie, dei proverbi che ne tantissimi, che ne dei centinaia di proverbi, abbiamo fatto questa prima serie. Vedremo come fare proseguendo col canale. Ecco, un MDD che mi ho sentito anche di me gente, che io poi confronto sempre con i maggiori scrittori milanesi, con Porta, Maggi, Balestrieri, con Nostro Rotondi e soprattutto col Cherubini nel suo monumentale vocabolario ottocentesco, è un proverbio che appunto che avevo in mente perché se no se vi altri vi capita una qualche volta di fare un qualcosa di particolare, di strano, insomma che non si verificava, di fa un œuf fuori del cavagneux o della cavagna. E la cavagna o cavagneux è la cesta, il cestello, il cestino, il cesto insomma, e l'uovo fatto fuori dal cestino, cioè non messo nel cesto dove dovrebbe stare, è come dire, è un qualcosa di straordinario, di extra, che può essere sia nel bene che nel male, nel senso che il Cherubini ci dice una cosa, dice fa un œuf fuori del cavagneux o fuori dalla cavagna, dice addirittura talora equivale anche a dire una rondine non fa primavera, cioè non si deve giudicare di chi che sia per un detto solo, per un'azione unica. Sì, però questo significato secondo me diciamo deriva dal significato principale, ossia se tu conosci uno che in genere fa le cose bene e ne fa una sbagliata, te fa un œuf fuori del cavagneux,
ma anche viceversa, se uno sbaglia sempre, uno mica punta giocare il ballone per dire, per fortuna ha fatto un tiro in porta e ha fatto gol, casualmente, per fortuna, e te fa un effort del Cavagnier. Quindi è vero, in conseguenza di questo vuol dire che non puoi giudicare una persona da un solo atto, perché non è solo quello con cui la valuti. Che il Cavagnier servisse per te gli intérieurs, la dice anche un altro proverbi, che entrano con del prim come significa, però dice cavesaieuf in del Cavagnier, cioè assettare l'uovo, caveçà accarezzare, mettere a posto, assettare l'uova nel panierino. Dice Cherubini, accomodare bene i fatti propri, cioè occuparsi delle proprie cose, attendere alle proprie esigenze, a fare i fatti propri. Ecco appunto, il Cavagnier o cavagna è un oggetto di uso domestico, ovviamente, per cui rientra a pieno titolo nella vita comune, quindi anche nei modi di dire. Tornando al proverbio principale di questo primo video di oggi, su IEF, diciamo che quello che ho detto è un proverbio che si può adattare ovviamente a moltissime circostanze, quindi vi capitasse appunto in qualsiasi circostanza, senza strafare, se si intende, non è che dobbiamo usarlo tutti i minuti, però può essere anche magari una battuta un po' ironica, un po' evun, che la fa un po' cose, poi te fa proprio un ferro del Cavagnier. Potrebbe, a volte si dice anche di persone, e questo lo ricordo appunto per Emegenko, quanti disegni, magari sono anche tanti fredei, magari in tu quieti, tu calmi, e che in una città o viceversa, quel che facessi un sedis, quelli è un fa ferro del Cavagnier. Ecco, questo è un altro modo di dire. Niente, questo è quello con cui cominciamo questo lunedì dell'Angelo a Mocuntiev, perché siamo sempre nella festa di Pasqua, e per intanto ciao ciao a tutti.